Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Spari e lancio di petardi contro la chiesa di San Filippo Neri allo Zen. I proiettili hanno trapassato la porta, fortunatamente dentro non c'era nessuno. A Messina un anziano è morto avvolto dalle fiamme mentre cucinava nella sua abitazione. L'uomo di 78 anni aveva difficoltà a camminare. È arrivato ieri a Siracusa il secondo treno Sicilia Express. Soddisfatti i fuorisede ritornati a casa per le feste, grazie all'iniziativa della Regione per combattere il caro volo. Scoperto vicino al cimitero di Catania un deposito a cielo aperto di auto rubate e mezzi di lusso. Erano probabilmente destinati al mercato estero. A Monreale è nata l'associazione Masse, ricordo delle vittime della strage dell'aprile scorso. Una squadra di Babbi Natale motorizzati per portare doni e bimbi di Modica sono arrivati a bordo di vespe e moto. Calcio, 3 punti d'oro, il quarto posto in classifica, l'1-0 con il gol di Poyampalo, chiude bene il 2025 per il Palermo. In Serie C il Catania riprende la preparazione in vista della prima gara a Foggia nel 2026. In Puglia rientrerà Di Gennaro, non ci sarà lo squalificato Lunetta, dal 2 gennaio si comincia con il mercato. A Palermo colpi di pistola e petardi contro una chiesa dello Zen, danneggiato l'ingresso e i proiettili hanno trapassato la porta, fortunatamente all'interno non c'era nessuno. Tonino De Mano. Uno sfregio inaccettabile alla comunità. Viene così definito da tutti l'atto criminale che ha visto come bersaglio il portone della chiesa di San Filippo Neri nel quartiere Zen a Palermo. Ignoti hanno esploso un petardo e colpi d'arma da fuoco contro l'ingresso secondario della chiesa in via Fausto Coppi, dove la polizia scientifica ha effettuato i rilievi trovando diversi bossoli per terra. Sulla porta evidenti segni di colpi di fucile caricato a pallettoni e diversi fori di proiettili sparati da una pistola. Alcuni proiettili hanno addirittura trapassato la porta conficcandosi all'interno dei locali dove fortunatamente non c'era nessuno. Il vile attacco, non si esclude un'intimidazione, ma l'ipotesi più accreditata sembra quella di una bravata, ha interessato l'entrata della parrocchia che conduce verso l'area del teatro. Sulla vicenda sta indagando la polizia nel tentativo di identificare i responsabili dell'episodio, tenendo conto che nella zona di recente sono stati segnalati altri episodi che hanno portato al danneggiamento di una fermata dell'autobus. A Messina un uomo è morto avvolto dalle fiamme mentre stava cucinando a casa. È successo tutto molto rapidamente nel pomeriggio. Francesco Triolo. È stata una tragica fatalità consumata nella cucina della propria abitazione. Erano le 14 quando un uomo è morto a seguito di un incendio che si è sviluppato in un appartamento a Messina. A perdere la vita il 78enne Pasquale Scimone, che viveva al quarto piano di un palazzo nel quartiere di Minissale. L'incendio, secondo le prime risultanze dopo l'intervento dei vigili del fuoco, avrebbe avuto origine all'interno della cucina dove l'uomo stava cucinando. Il 78enne, che aveva alcune difficoltà a deambulare, sarebbe stato avvolto dalle fiamme divampate dai fornelli. A dare l'allarme sarebbero stati 2 vicini che sono anche riusciti ad entrare nell'appartamento, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta tempestivamente per lo spegnimento delle fiamme insieme alle volanti della questura e alla polizia scientifica per i rilievi del caso. Straziati i figli, arrivati immediatamente, l'uomo era conosciuto e ben voluto da tutto il vicinato. E ieri è arrivato a Siracusa anche il secondo treno del Sicilia Express, l'iniziativa voluta dalla Regione per riportare a casa i fuorisede. Ad attenderlo alla stazione c'era anche Francesco Aloi. Partire lunedì 29 per tornare al nord il 7 gennaio. Per un Milano-Catania o per un Milano-Palermo e viceversa possono servire dai 300 ai 1.000 euro. Tutti vanno in vacanza o almeno ci provano, ma il caro voli no. Così, per i fuorisede che vogliono vivere il Capodanno a casa, c'è un'unica alternativa, il Sicilia Express. Purtroppo sì, a volte in certi periodi come nelle festività i prezzi sono abbastanza alti, quindi... Con questo treno hai tanti servizi, risparmi. Il primo convoglio, partito da Torino a Portanuova, era arrivato prima di Natale a Siracusa e Palermo. Una settimana dopo ecco il secondo round del treno che permette di percorrere lo stivale spendendo meno di 30 euro.
un modo per risparmiare e divertirsi con musica, balli e giochi. È stato bello, ci siamo divertiti, abbiamo ballato sopra il treno, abbiamo mangiato Si è lì. mangiato bene, delle persone, cioè il servizio è proprio stupendo, proprio ci siamo trovati bene, sia come viaggio che come tutto. Un'iniziativa che nasce dalla collaborazione della Regione con Ferrovie dello Stato, partita nel dicembre dello scorso anno. Per il ritorno al nord ci sono 2 date, 5 o 10 gennaio, ma c'è chi aspetta già i biglietti per Pasqua. Speriamo allora ci sia questa iniziativa ora per Pasqua. E poi qualcuno lancia una proposta. E se il Sicilia Express fosse un aereo? Intanto andiamo sull'Etna, dove continua un'attività eruttiva alla bocca, apertasi il 27 dicembre sull'alto fianco orientale del cratere Voragine, che ha generato frequenti emissioni di cenere, alimentando una nube spinta dal vento verso il settore occidentale del vulcano. I getti di materiale piroclastico raggiungono altezze fino a 100 metri. L'attuale fase eruttiva non impatta sulla piena operatività dell'aeroporto di Catania. Restiamo a Catania ancora con la cronaca, perché i carabinieri hanno scoperto dall'alto un deposito di auto rubate nascoste vicino al cimitero di Catania. I mezzi erano nascosti nella fitta vegetazione e probabilmente destinati al mercato estero. Erano state rubate in centro e sul litorale di Catania, zona playa, forse con l'intento di metterle sul mercato estero. Auto di grossa cilindrata fatte sparire dalle strade catanesi ed avvistate, è il caso di dirlo, da un elicottero dei carabinieri che stava sorvolando l'area del cimitero tra le vie Acquicella e Calliope. E dall'alto, tra la fitta vegetazione, che sono state individuate 5 auto, come potete vedere in questa immagine fornita dalle forze dell'ordine. Tutti i mezzi si trovavano in ottimo stato di conservazione all'interno di un terreno difficilmente accessibile e quindi lontano da sguardi indiscreti. Nel corso dell'operazione gli elicotteristi hanno mantenuto l'area sotto osservazione, fornendo in tempo reale indicazioni precise ai colleghi di terra. Dall'alto l'equipaggio ha guidato i militari lungo la stradina di campagna, segnalando l'accesso più sicuro e il punto esatto in cui si trovavano le macchine, tutte rubate tra il 10 e il 24 dicembre. 4 le auto restituite ai legittimi proprietari, ad eccezione di una Jaguar affidata ad una ditta specializzata in attesa di rintracciare l'intestatario. Le modalità di occultamento, la tipologia di auto rubate e l'area del temporaneo stoccaggio lasciano ipotizzare che ad agire sia stato un gruppo specializzato. Indagini sono in corso per risalire all'organizzazione criminale. I medici hanno sciolto la prognosi per Valentina, la giovane donna rimasta ferita nella sparatoria di Piazza Nascè a Palermo. Maglio Viola. È fuori pericolo Valentina Peonio, la donna di 33 anni rimasta ferita da un colpo di fucile sparato in piazza Nascè a Palermo la notte fra sabato e domenica scorsi. I medici hanno sciolto oggi la prognosi, che era riservata per effetto delle gravi ferite riportate, anche se gli stessi medici sono sempre stati ottimisti. La donna è stata adesso trasferita in chirurgia plastica per la rimozione dei pallini, alcuni dei quali al momento non possono essere estratti. L'operazione deve essere comunque eseguita in modo da lasciare meno tracce possibili e limitare al massimo l'area di cicatrice. Nel giorno di Santo Stefano intanto è stato convalidato il fermo di Giuseppe Calì, il giovane di 21 anni del Borgo Nuovo accusato di aver esploso quel colpo di fucile. È indagato per lesioni personali, omissione di soccorso e spari in luogo pubblico, oltre a detenzione e porto di arma clandestina. Il ragazzo ha confessato, ma la sua versione sul ritrovamento del fucile da caccia del 1800 in un cassonetto non sembra però essere credibile per gli investigatori. Il GIP Rosario di Gioia sottolinea nel provvedimento che lascia il ragazzo in carcere che l'indagato ha fatto sì ritrovare l'arma solo dopo che i poliziotti però si erano recati nella sua abitazione e lo avevano invitato a consegnarla. Non convince il GIP neanche la vicenda dell'occultamento del fucile, sotterrato solo dopo essere stato smontato in 2 parti, circostanza che smentisce Calì quando afferma di non sapere usare le armi e di aver sparato per imperizia. In alternativa si deve pensare, scrive il GIP, che possa esserci un complice che potrebbe averlo aiutato nella fuga e nel tentativo di far sparire l'arma. Intanto a Monreale è nata l'associazione MAS per ricordare le 3 vittime di un'altra sparatoria. Marco Gullà.
Memoria, amicizia, speranza, come le iniziali dei nomi di Massimo, Andrea e Salvo, i 3 giovani rimasti uccisi nella sparatoria a Monreale. Per ricordarli è stata costituita questa mattina l'associazione Mars, che si pone come obiettivo quello di onorare la memoria dei 3 e di tutte le giovani vittime spezzate dalla criminalità. Lei è la sorella di una delle vittime della strage, Massimo Pirozzo. Viveva a Bologna, ha stravolto la sua vita per poter dare un contributo. Ci piacerebbe anche aprirci un luogo di ascolto, perché è quello che manca anche ad oggi. Manca ascoltare questi ragazzi. Io non vorrei giudicare chi ha commesso questo atto così tremendo, però io penso che il percorso parte tutto da bambini e i bambini non hanno colpa, è da lì che bisogna iniziare, spiegargli pian piano e seguirli verso un'adolescenza, verso l'essere poi adulti. Era domenica anche quando Monreale si è risvegliata con il sangue ancora per strada. Questa mattina i laboratori e le attività con bambini colorano la piazza, ma fa rabbia pensare che ancora nonostante tutto si spara e si uccide. È un fenomeno dilagante, è un fenomeno che deve essere affrontato coinvolgendo tutti i livelli amministrativi, tutte le istituzioni. È un lavoro che va fatto unendo le forze, con effetto sinergico avremo la possibilità di fronteggiare e soprattutto arginare questo fenomeno. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie. Non è trainato dalle rene ma a bordo dei mezzi a 2 ruote. A Modica Babbo Natale, anzi uno squadrone di Babbi Natale è arrivato con la Vespa o con la moto. Sono partiti da Cava d'Aliga e hanno raggiunto Modica in sella alle loro moto cariche di doni. Sono i Babbi Natale del Vespa Club Sampieri, i Motuca, il Club T-Max, il gruppo Vespisti di Donna Lucata, Street Biker Siracusa e gli amici motociclisti Scicli. Tutti arrivati in città al suono del rombo festoso dei loro motori per regalare un sorriso ai bambini e ai ragazzi dell'associazione Casa e ai bambini della pediatria dell'ospedale di Modica. Casa PS si occupa di ABA, di IA e di neurodiversità. Facciamo terapie individuali e di gruppo, facciamo interventi assistiti con gli animali, cerchiamo di dare servizi che i genitori stessi ci chiedono. La 7ª edizione di Babbo Natale in moto ha saputo mescolare allegria, solidarietà e un pizzico di magia. Ogni anno ci riproponiamo un messaggio e un pensiero speciale e particolare per chi questo Natale lo vive in un modo diverso e in un modo particolare. Abbiamo donato dei giochi didattici e di apprendimento che vengono utilizzati proprio per questo tipo di patologia dei ragazzi. Tra una fotoricordo e una risata, l'evento ha restituito il senso più autentico della manifestazione, l'esserci qui e insieme. E un'ondata di energia gospel ha riempito ieri sera la cattedrale di Caltanissetta, il servizio di Rita Cinardi. Canti, ritmo ed energia hanno riempito la cattedrale di Caltanissetta per l'esibizione dei Baltimora Gospel Singers, un appuntamento musicale di respiro internazionale che ha visto protagonista uno dei gruppi gospel più apprezzati dell'ultimo decennio, attualmente in tournée in Italia. Una cattedrale piena e partecipe che in breve si è trasformata in un unico grande coro. Il pubblico non si è limitato ad ascoltare e fin dalle prime note ha accompagnato il gruppo cantando, battendo le mani e ballando, trascinato dall'energia e dal coinvolgimento tipici del gospel. Il coro fa parte del progetto musicale diretto da Eric Waddell e riunisce alcune delle voci migliori degli Abundant Life Singers, un accostamento potente di timbri e sfumature vocali che unisce arrangiamenti moderni del gospel contemporaneo ai grandi classici della tradizione nelle versioni più amate dal pubblico. Dopo Caltanissetta sono previste altre tappe in Sicilia, tra cui quella di Cefalù, in programma lunedì sera in Piazza Duomo. Una serata intensa e partecipata, chiusa con un saluto speciale rivolto direttamente all'isola che in questi giorni ospita il coro con grande affetto e calore. Buon anno Sicilia!
Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. Siamo al calcio con il Palermo, al quale basta un gol di Poyampalo per fare felice il Barbera. Marco Gullà. Sofferta ma meritata la vittoria del Palermo, che al Barbera ha battuto il Padova 1-0 grazie al 12° gol in campionato di Joel Poyampalo. 3 punti che regalano un capodanno decisamente più sereno alla squadra e ai tifosi. Palermo che chiude al 4° posto il 2025 e spera adesso che il 2026 possa essere l'anno della promozione. Vittoria molto importante, abbiamo avuto una settimana complicata per le squalifiche e per gli infortuni. Rabberciati, abbiamo fatto secondo me una grande partita di spirito, di voglia, soffrendo, però sono 3 punti fondamentali, diamo continuità alle ultime partite, non ne abbiamo vinte 4 su 5 e questa è la strada giusta. Una partita scorbutica, quella di ieri pomeriggio. La formazione rosanero ha rischiato di subire il pareggio in un paio di occasioni, ma questa volta ha mantenuto alto il livello di attenzione e non si è fatto sorprendere. Inzaghi torna a schierare Gyasi sulla corsia di destra, in avanti il solito Poyampalo con Leduaron e Palumbo a supporto. Dopo alcuni minuti di equilibrio al 15° Palermo ad un passo dal gol. Poyampalo colpisce di testa da fermo, palla che scavalca il portiere sorrentino, salvataggio provvidenziale sulla linea da parte della difesa del Padova. Manca il filtro a centrocampo, il Padova prova a giocare di ripartenza, al 38° però la sblocca sempre lui, Poyampalo. Palumbo impacchetta un regalo di Natale posticipato per il finlandese, che da quella posizione non sbaglia mai, e 1-0 esultano i 33.000 del Barbera. Il Padova però è vivo e ci vuole il miglior Joronen a salvare lo score prima della fine del primo tempo. Ripresa senza tantissime emozioni, il Palermo anestetizza i ritmi del match. Il Padova ci prova con tenacia, ma la difesa rosanero regge. Perrotta intanto salva quasi sulla linea, poi Gomez, bel tiro, ma Sorrentino devia. Non accade più nulla nei minuti finali. Il Palermo alza le braccia al cielo e saluta Matteo Brunori, che da gennaio vestirà la maglia della Sampdoria. Il Catania riprende la preparazione in vista della prima gara del 2026 a Foggia. Rientra Di Gennaro, non ci sarà Lunetta. Il 2 gennaio si comincia col mercato. Il primo colpo potrebbe essere formalizzato subito. Marco Carli. Un rientro e un'assenza. Di Gennaro si riprende il posto in mezzo alla difesa dopo la squalifica con l'Atalanta. Lunetta invece salterà la prima dell'anno perché appiedato dal giudice sportivo. Celli, Casasola e Corbari sono i diffidati. Il Catania riprende gli allenamenti in vista della partita con il Foggia, che Telecolor trasmetterà in diretta in chiaro. Lo Zaccheria, terreno da sempre ostico, è la prima tappa di un 2026 a cui i rossazzurri arrivano con fiducia, per il primato certo in coabitazione con il Benevento e perché il calcio come la vita è anche una questione di sensazioni, non solo di numeri, e il girone d'andata ha aumentato quelle positive. Per dirla alla Toscano, c'è da continuare la corsa, ogni partita è importante e il Catania in trasferta sa di poter ancora crescere. È anche la settimana in cui comincia il mercato, con il colpo Bruzzaniti che, limati i dettagli verso l'accordo definitivo legati ad alcuni premi richiesti dal Pineto, 3 anni e mezzo per il giocatore, potrebbe eventualmente tornare utile già per Foggia. Per il resto, Jimenez, dopo la doppietta con l'Atalanta Under 23, si candida ancora per un posto dal primo, si riparte dai suoi gol. Il Catania vuole una prima parte del 2026 del tutto degna del finale di quest'anno. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata.